Oh, buongiorno cari amici, ben ritrovati anche stasera nella diretta live, però questa volta siamo in trasferta a Scrocco, a casa, negli Dai. uffici, negli studi di Ildegarda. Ildegarda voi ormai la conoscete, e a te Ildegarda, dai, di qualcosina. Beh, stiamo trasmettendo alla temperatura interna perché qua Sì, dentro qui è una casa sauna di svedese, 28 gradi, dunque c'è un C'è, caldo sì, sì, sì. incredibile. Sì, sì. Abbiamo anche gli occhiali da sole eventualmente perché picchia il caldo, picchia. Poi c'è il sole e dunque fa caldo. Allora, siamo come sempre qui in diretta. Vi ricordo che abbiamo appunto questo spazio che rispondiamo in ordine di tempo. Vi ricordo anche che proprio perché rispondiamo in ordine di tempo è opportuno che veniate presto perché alla fine riusciamo a rispondere alle prime domande che mettono su. Vi chiedo gentilmente, se possibile, se avete già ricevuto recentemente una risposta, di lasciare spazio anche a altre persone, soprattutto i nuovi, così che anche loro possano entrare in contatto con noi e avere delle risposte anche loro. La modalità per porre la domanda: ricordatevi di mettere il vostro nome e la vostra data, non fate domande incomplete, cioè dove non ci sono questi dati. Tipo segno zodiacale. Ecco, niente cose generiche perché non stiamo facendo intrattenimento, Esatto, una cosa seria. ma cerchiamo di darvi davvero delle risposte, dunque se volete delle risposte serie, siate seri, a cominciare da voi. Mi raccomando, dunque, formulate bene la domanda, non domande che possano avere una doppia risposta, tipo questo o quello, no, perché vi risponderà anche il marietto, cioè soprattutto visto che è la sua diretta. Anche, mi sono allargata, come fanno sempre le donne. Esatto, si è allargata, ma mettiamo allora, i puntini. Dunque, sulle I siamo stasera domande nel mio studio, ma sul canale del marietto. Dunque. Però mettiamo sul numero di telefono eventualmente per domande. Dunque, mi raccomando, deve essere, dal momento che vi risponde prima di tutto il marietto con il sì e il no del pendolino, deve essere una domanda che preveda una risposta netta, chiara e diretta, sì o no. E l'approfondimento poi ve lo darò io con le sibille, dunque se c'è qualche cosa, qualche racconto che le sibille vi vogliono dare, sicuramente vi arriva. Sono delle spifferine sibille. Sì. E poi stasera neanche la mi raccomando, se cade la linea, perché l'ultima volta che abbiamo fatto una live qui si è spento, non possiamo farci niente, il computer era andato. Si è spento, ha deciso lui per noi. Ho la tirotella lunga stasera. Ha deciso. Siri, come si chiama cosa di Macintosh? Siri. Siri si è rotto le scatole di sentirsi. Ha deciso di tagliare. Allora, dunque, ripetiamo, domanda chiara, formulata in modo chiaro, niente doppia opzione, ma una domanda che preveda il sì e il no. Mettete il vostro nome e la vostra data, se chiedete su qualcuno, nome e data anche della persona interessata. Bene, salutiamo un attimino. Sì, salutiamo i nostri amici che ci seguono. Allora, gli appuntamenti e poi salutiamo. Perché noi non andiamo agli appuntamenti al buio, noi vogliamo andare sicuri, perché sapete com'è. Allora, noi ci ritroveremo venerdì. Sarei andato qualche appuntamento buio, ma non c'ero ancora io. Andiamo avanti. L'ho sparato più volte. Scherzo, no. È geloso. Oh, non è colpa mia se ti sei fatto aspettare tutti questi anni. 50 anni, via. Io non ce ne ho ancora 50. Allora, carissimi, torniamo fra noi. Dunque, gli appuntamenti, noi ci vediamo questa sera, ci ritroveremo venerdì. Vi ricordo che l'appuntamento sul mio canale YouTube non è alle 20:30 ma alle 21:30, dunque venerdì sera 21:30 la live sul canale YouTube di Ildegarda, dunque cercate Ildegarda su YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché per poter commentare in diretta dovete essere iscritti. Sì. Ho detto bene? Sì, bisogna essere iscritti nel mio canale, chiaramente, se volete commentare qui.
e poi ci ritroveremo anche sabato pomeriggio alle 16. Dunque, Alle 16 nel canale del Marietto. esatto, come oggi. Nello studio della Hilde. Nello studio della Cioè, vabbè, facciamo... non è più... nel mio studio, Esatto, non è più via, solo mi il mio sono studio. allargato, via. Poi è un periodo di Sono come Garibaldi, sono espansione. sceso giù come i picciotti. Allora, benissimo. E iniziamo a salutare. Cominciamo a salutare, esatto. Io non so, si vede, sono lucida, perché dice che al nord si cuoce, mamma mia. Qui ragazzi, Però, caspita, io l'ho aspettato tutto l'anno, questo periodo. Ma lei aspettava me, si vede. Sì, in anche. realtà, voi dopo si è surriscaldata, sapete come. Andiamo avanti. Stasera... Allora, ciao Michelle, la prima, bravissima. Ciao Marina, ciao Perla, ciao... Marina, ti avevo già appena salutato. Ciao Lara, ciao Tiziana, ciao Eva. Ciao Rimei, ciao Marina, ciao Tiziana, ciao Antonio, ciao Sara, un bacio anche a Sara, ciao Katia, Daniela, di nuovo Rimei, Maurizio, Mary. Non dare il bacino Maurizio, andiamo avanti. No, ciao Maurizio, sono così. Ciao Mary. Michelle ancora. Va bene così, sì, ok. La Katia, la Loredana, Stefania. Bene, cominciamo così. Bene, iniziamo con le prime domande. Ok. Che caldo. Allora, subito Marina parte con andare in rapporto tra me, Marina e Federico. Ok, dunque Marina, 26 settembre 92, come andrà? Bene sì, allora, male no. Bene sì, male e no. Un ventaglio di fortuna. Scusa, abbassa un po'. Sì. Lei è la regia stamattina. Sì, quando siamo sul tuo canale faccio io la regia. Sì e no. Allora, cioè, bene sì, male no. Ti ricordo i nomi? Federico e Marina. Scusate. Pardonnez-moi. Insomma, direi che l'amore non è bello se non è litigarello. Però alla fine... Un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no, buoni piatti, sì, quelle cose lì. Beh, insomma, ti terrà allegra. Un flacone di cardiospirina a settimana. Ma alla fine sarà un amore... Ma sì. sì. Insomma, cara Marina. Il problema è che più mi sventolo e più sento caldo. Cara Marina, è un sì tirato, È un po'... Litigarello vivo. Beautiful. Te lo ricordi Beautiful? Originariamente era The Bold and the Beautiful, ma che è troppo giovane, quello è ancora la Beautiful, alle 5 ogni giorno. Sì, ci sono. Poi, la Marina è del 92, è giovanissima. Ma non importa, è nata che c'è e Beautiful durerà ancora. Hai capito? Dice che ci sarà anche quando ci saremo più. Quando non ci saremo più ci sarà ancora Beautiful. Va bene, scherzo, ovviamente, magari l'hanno già sospeso. Non sto scherzando, perché chissà quanti se ne sono andati tra Beautiful e l'altro. Mamma mia, ma lo sai che quando l'hanno cominciato io avevo 14 anni. 30 anni fa quasi. Mamma mia. Ma ci sono sempre gli stessi attori? No, beh, nel frattempo... Li risuscitano alcuni. Sì, una volta è successo che ne hanno risuscitata una praticamente. Sì, si sono ubriacate le sibille, scusatemi. Allora, Marina e Federico. Beh, vedi, guarda anche qua, scusate. Anche qui sembra che facciamo per me te. Allora, i me ne ho ammalato, in effetti un'unione che un pochettino di pensieri li darà. Vediamo un po', poi cerco di inquadrare meglio. Ma come le ho messe queste benedette carte? Giusto, ragazzi. Sì, ma sono andata proprio addosso. Allora, ecco, vediamo se così si vede, se si vede bene. Bene, mi manca il mio puntatore, userò il dito. No. Allora,
Cominciamo dalla linea del passato, amica, artista, grazie, amica, artista, consonante sorpresa, speranza, gelosia. Allora, devo dire che è un rapporto probabilmente nato o perché vi hanno presentati, io sono stata un'amica e tutto, oppure nato inizialmente come un'amicizia. Dunque, eh, chiaramente lui, per come viene descritto dalle Sibille, è un ragazzo di bell'aspetto, probabilmente corteggiato, con un certo carisma. Questa è proprio la carta di quando c'è un qualcuno, sì, un qualcuno che sa anche di essere bello, di piacere. Dunque abbiamo probabilmente comunque un ragazzo che è oggetto di attenzione. Però guarda che consonante sorpresa, speranza, comunque parla di un rapporto che, a parte momenti di tormento e gelosia, comunque è un rapporto abbastanza bello, cioè, che sta dicendo cresce. che peggio. Sì, ne ho viste molto di peggio. Allora, al presente abbiamo mercante, allegria, viaggio, malinconia. Allora, è possibile che facciate un periodo di vacanza separati? È possibile che magari uno dei due debba partire, perché vedo viaggio, malinconia, chiaramente non, con la malinconia dietro, o è un viaggio che state per fare che non sarà proprio il top, oppure la malinconia è proprio il segno che uno dei due sarà ad aspettare l'altro, e dunque c'è un po' di, magari un pochettino di tristezza. Però di fondo c'è un bell'accordo fra voi, avete anche dei momenti goliardici, forse fra amici, comunque il rapporto mi sembra positivo. Nel prossimo periodo stanza, vecchia signora, leggerezza, dunque qualcuno andrà a fare visita forse a parenti lontani, e dunque c'è appunto questo viaggio, no? Ma nonostante ciò penso comunque vi sentirete, il desiderio, vedi qua messaggero e costanza, dunque a parte la preoccupazione che possa esserci magari rispetto a possibili tentazioni, in realtà guarda che sarete quasi sempre al telefono, non mi sembra, e lui si comporterà bene, dunque non mi sembra un grande problema, esatto. Vediamo l'esito. Dispiacere, casa, pensiero, sospiri. Beh, qua anche qui dice che insomma un pochino di preoccupazione c'è, magari non ti ha fatto piacere, o è lui che ti ha detto che sta partendo e dunque non ti ha fatto piacere sapere questa cosa, comunque c'è stato una notizia, un qualcosa, o deve arrivare una notizia, un qualcosa che non sarà magari completamente piacevole, però l'unione regge e ci sarà un po' un temporaneo allontanamento. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti, quindi Marina, abbiamo risposto, sì. Sì, brava. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Carla, buonasera. Marina, ok. Buonasera, ragazzi. Lara e Ludo, l'abbiamo salutata. Andiamo giù col mouse. Buonasera. Prossima domanda. Eva, ciao Eva. Marina. È un'altra Marina però. Ah, però qui oggi onoro anche te. Hai ragione, ma Hilde nel mio cuore. No, Marina, che sono geloso. Senti. Grazie Marina. Allora andiamo avanti. Sto dicendo grazie. Beh, la ringrazio anch'io. Vabbè. Posso? Andiamo avanti. Non posso? Va bene. Andiamo avanti. C'è Tiziana. Ecco, qua c'è un'altra domanda. Antonio. Buonasera Hilde e Marietto. Stasera una domanda anche io. Vorrei sapere se ci saranno per me piacevoli novità in amore nel mese di agosto 2020. Antonino, 13 novembre 58. Vediamo se cominciamo da te. Vediamo un po'. Diciamo che è sul no per agosto, però
Però c'è qualcosa che sta bollendo in pentola. Poi non si. Dunque magari è sul finire di agosto. Non si sa, però per agosto sicuramente no, però dopo sembra che si muova Qualcosa. qualcosa di positivo. Perché Col dopo fresco. col fresco. Allora, vediamo cosa dicono. Si deve sciogliere questo Sì, amore, Allora, vediamo cosa dicono le sibille per Antonino. Antonino. 13 novembre 58, se non ricordo male. Ok. Non è ben inquadrato. Ok, grazie. Il problema è che ora devo mettere più indietro per ecco così. Allora, che dura, per agosto effettivamente è un po' dura. Allora, partiamo dalla linea del passato: vedovo, amante, ladro, consonante sorpresa, lettera. Dunque, partiamo da una situazione di solitudine dove comunque forse o hai del rimpianto di aver corteggiato qualcuno, di esserti fatto avanti nei confronti di qualche persona, oppure in un momento di solitudine hai cercato un qualche conforto. Ad ogni modo non è stato tanto semplice trovare spazio, nel senso che con la carta del ladro, amante ladro, o appunto qualcuno ha portato a te via una persona di interesse nel passato recente, oppure comunque non è stato tanto semplice insinuarsi magari nella vita di una persona che sente molta solitudine. Ad ogni modo mi sembra che comunque consonante sorpresa e lettera parli di una specie di contatti o comunque di comunicazioni abbastanza positive. Al momento, Antonino, al momento un po' è bloccata la situation, perché prigione, c'è più. Questa è una carta positiva, sì, però parla di sogni più che di azioni, dunque un qualcosa che tu vorresti, ma che in questo momento sembra essere bloccato, no? E che richiede un atto di forza, come dire, devi farti un po' di coraggio, devi essere più agguerrito, probabilmente è necessario questo per riuscire a smuovere, a sbloccare un po' qualche situazione, anche se ti ripeto, al momento quello che si registra è più una specie di lotta che devi fare per uscire da una situazione stagnante. Non si vede ancora un'evoluzione, ma ti avvisa che c'è un potenziale per poter muovere le cose, ti devi fare forza e devi comunque sanare la cosa, ma volutamente devi essere tu deciso. Nel prossimo periodo speranza, dispiacere, giovane fanciulla. Dunque diciamo che probabilmente una donna più giovane di te ti darà un dispiacere, magari sì, inizialmente, o comunque ti tiene lì con l'idea di una possibilità che però non prende corpo nel prossimo periodo. Però guarda, abbiamo conversazione intorno di servizio domestico, dunque anche se magari non c'è ancora l'avvio di un qualcosa, proprio di una relazione, però sembra proprio che tu troverai qualcuno con cui veramente dialogare, qualcuno con cui fare anche delle cose carine, nel senso che puoi renderti utile, essere presente. Comunque il domestico, oltre a una persona, oltre a una figura che effettivamente può essere di sostegno, parla anche di situazioni che comunque si sbloccano grazie all'azione e all'intervento di qualcuno o qualcosa, ma anche può voler dire una persona cara. Dunque potresti
essere o farti avanti come un uomo su cui contare non soltanto in caso di bisogno, ma anche qualcuno che sarà in grado di essere presente. Dunque il consiglio probabilmente è di essere presente. Allora, vedi che c'è la possibilità di un avvio, però è un avvio molto incespicante. Abbiamo un bambino in malinconia, dunque diciamo che non sarà proprio leggerissimo. Tra l'altro con disgrazia e amore, diciamo che magari, com'era quel film? Pensavo fosse Amore invece era un calesse. Diciamo che magari non è così, probabilmente avrà una sua evoluzione poi, però partirà molto in salita. Con una grande incomprensione. Però stiamo parlando per agosto, eh? Sì, io sto rispondendo per agosto, perché la domanda era legata ad agosto, il dopo lo vedremo dopo, poi più avanti. Però c'è. Qualcosa c'è, ma la spinta devi dare, Antonio. Accidenti, Andiamo avanti. Katia. Sara l'abbiamo salutata, sì, c'è Katia. Dov'è, scusa? Hai dato ti ricordi quando io dico sempre le dirette, caspita, ho dato un colpo di mouse, adesso l'hai capito, è qua. Ah, eccola qui. Sì. Angelo 22 agosto 59, gli manco. Katia 28 febbraio 75. Ok, Katia, diciamo che è già una nostra affezionata, questa domanda l'abbiamo già sentita, però sì. Poi magari adesso gli manca. Sì. Certo, magari. Vediamo se gli manca. Allora, se gli manca è un sì, se no è un no, Vediamo un po'. Beh, diciamo che forse è il caldo. Sì, un pochino gli manchi, Qualcosina, Il sì. caldo. Sì. Allora, vediamo, rileggo. Allora, prepararlo. Katia e Angelo. È un sì tirato questo mese, diciamo, un sì un po' stropicciato. Sì e no, va a fasi. È un po' tormentato, diciamo, Come se ci sono dei momenti in cui magari ci pensa di più e altri in cui invece il caldo comincia proprio. Allora, Angelo 22 agosto 59, vediamo se prova la mancanza, vediamo cosa c'è. È un uomo anche di calcolo, Sì. Per fare i suoi calcolini. Ma probabilmente è anche molto lanciato sul suo lavoro, più che altro. Qualcosa. Così. Allora, messaggero, dottore, vedovo, sospiri, falsità. Probabilmente ti ha allontanata nel passato recente, perché come se ti avesse dato una comunicazione di dover qualche cosa, deve sistemare qualcosa. Sì. Ha dovuto accudire qualcuno, probabilmente si è dovuto prendere cura di qualche aspetto, di qualcosa, e dunque ha creato appunto un allontanamento, anche se, attenzione, con questa falsità magari ha usato un pretesto. Sì, quel gattino lì. Magari o ha colto il volo un'occasione che si è presentata, oppure diciamo che ha usato un qualche pretesto per mettere una distanza. Oppure è la distanza che è stato un pretesto per qualcos'altro, non lo so. Ma il gatto è sempre un pochettino pazzo, o un opportunismo, cioè il fatto di cogliere al volo, dipende, magari nelle questioni di affari è anche buono, nel senso che invita a cogliere l'occasione propizia. In questo caso però con la lontananza, vabbè, come se avesse messo su un po' una serie di scuse. Allora abbiamo Gran Signore
belvedere, militare, leggerezza. Allora, devo dire che lui comunque, perché la domanda che stiamo facendo, ricordiamola sempre, per ora è se tu manchi a lui, se tu manchi ad Angelo. Dunque, effettivamente, Gran Signore Belvedere, devo dire che è un sì. Cioè, lui in teoria viene impersonato da questa carta, il belvedere è l'attesa di qualcuno qualcosa. Attenzione, non è un'attesa dolorosa, dove si prova mancanza, come può essere per esempio il dispiacere, la malinconia, ecco, è quasi sicuro che comunque tu spunterai di nuovo all'orizzonte. È diverso, è un tipo di attesa diverso, però è molto combattivo, o è determinato perché ha deciso di prendere una posizione e allora magari la vuole mantenere, però oppure il fatto è che possibilmente discuterete per una scemenza, per qualcosa di senza importanza. Sì, un pretesto qua. Sì, sì. Allora, nel prossimo periodo vedi malinconia, morte e amore, dunque sì, ancora di più nel prossimo periodo, forse, non so, magari per qualche ragione vi sentirete e avrete di nuovo uno scambio e magari questo genererà e ravviverà la malinconia. Però la sensazione è che lui viva questa cosa come una relazione conclusa. E non ti nascondo che potrebbe anche essere che c'è qualcosa di... No, ho la sensazione invece, guarda, quando compare questa carta qua e questa, non lo so, se lui aveva o ha una moglie e per lo stesso però aveva un rapporto con te, potrebbe anche essere che sia stato richiamato all'ordine da un qualche interventino. Tu pensi che la potrebbe abbia dato un beffariga? Non lo so, ammesso che lui sia in quella cioè noi non sappiamo niente di questo signore. Se però lui... Una carta che è pesante, insomma, è una se carta però di lui... peso, non è una cartina leggera. Esatto, non è una carta leggera. Comunque andiamo avanti. Vedi che ci sono impedimenti a vedervi, la cosa è bloccata. Lui sembra ancora, non so se sarà arrabbiato, comunque geloso, cioè ci sono una serie di emozioni che lui vive forti nei tuoi confronti. Di fondo però l'esito, donna di servizio, casa, costanza, fedeltà, è comunque che un sentimento lui verso di te ce l'ha, continua ad averlo. Fedeltà più viene, dai, sì, andiamo avanti. Andiamo avanti, via con la prossima. Buona. Allora, la prossima è Orimei. Orimei? Sì, dice siete bellissimi, grazie. Sto parlando di me, però ha sbagliato, stavo dicendo siete bellissimo. Siete bellissimo? È il correttore automatico. Ti dà del voi? Va bene, Sua Altezza. No, siete bellissimi. Scherzando. Allora, vi seguo da poco ma vi adoro, grazie. Volevo sapere se, per favore, se tra me, Federica e Niku, Nico un nome, sarà un diminutivo forse. No, no? Ah, ok, va bene. Ci sarà qualcosa di serio. Vi ringrazio e vi mando un grande bacione. Va bene? Ok, guardiamo. Anche noi io prendo il bacione. E tu prendi il capito? Non so, abbiamo capito pendolino. con chi abbiamo a che fare qua. Allora. Andiamo. Vediamo se... rileggiamo un attimo la data. Orimei, Federica, 10 luglio 95 e Nico 15, ciao, 5 novembre 81, va bene. Non so se ci sarà qualcosa di serio. Ups, se mio, sicuro. No, di serio, poi dipende sempre cosa uno intende. Ci sarà qualcosa. Sì, ma di serio dipende cosa intende. Se ti aspetti un fidanzamento, forse non... Vediamo cosa dicono le sibille. Sì, magari ci sarà sicuramente qualcosa con questo caldo, però voglio dire... sì. Non facciamo più dirette fino a settembre? Mi sembra che... Scherzo. Scherziamo. Ovviamente scherziamo. Allora,
Vediamo un po'. 10 luglio 95, Federica. Vediamo cosa ci sarà. Vediamo, facciamocelo dire dalle Sibille cosa ci sarà. Il pendolino. Pendolino dici caldo, mi trasmetti calore, si dilata, vada dove vuole. Essendo di rame, no, che cos'è? Di ottone. Era diventato suo. Va bene. Vediamo, Federica e Nico. Andiamo al taglio. Beh, al momento al momento ci sono messaggi calienti qui. La temperatura è alta. Sì, non si vede completamente la prima linea, vediamo così. Ok. Allora, vediamo un pochino. Sì, ok, eccoci qua. Vedovo, consonante sorpresa. No, gran consolazione. Consonante sorpresa è una carta che non è qua. Allora, domestico, gatto, omaggio di preziosi, e questa è la linea del passato. Dunque, in un momento di rimpianti, di solitudine, pensando al passato, una cosa magari chiusa da poco, eccetera, comunque sembra arrivare questa persona che si è resa disponibile, però attenzione, non è sempre disinteressato il suo approccio, perché domestico e falsità, diciamo che ha un pochino di opportunismo nei suoi modi, sa gestire, creare delle occasioni, magari l'ha anche appunto creata ad arte. In modo politichese pragmatico. Ma no, il pragmatico è uno concreto che va, proprio se proprio uno che l'ha lavorata con le chiacchiere. Allora, sì, apertamente stai attenta. Ecco, diciamo che si è creata un'opportunità a lui, probabilmente ti ha puntata, gli sei piaciuta e si è mosso nella tua direzione. Donna maritata, speranza, sospiri, dottore. Ma lui, con questo donna maritata, no? Sei sicura che sia libero, Niku? Perché... c'è il dubbio, anche il pendolino era lì. Sai com'è? Informati bene, perché magari non è maritato, ma c'è dietro magari una gente, esatto, magari sì, o in ballo un'altra situazione, possibilmente anche di vecchio corso, un qualcosa che non è più bravo, un pezzo da collezione ormai, un usato sicuro. Esatto, diciamo che lui sì, si avvicina, o sei tu che sei già impegnata, attenzione, non è che sappiamo, però ho più la sensazione che sia lui che ha ancora qualcosina, che se lo trascina. Lui infatti è, vabbè, dell'81, potrebbe anche essere, perché l'81 ha quasi 40 anni, 39. Allora, però tutto sommato, diciamo, speranza, sospiri, dottore, è un po' una situazione che al momento ancora non va a stringere, cioè qualche possibilità c'è, però sembra allontanarsi un po' ogni tanto, cioè magari arriva, non è sempre presentissimo, non come all'inizio che è più lanciato sulla preda. Ecco. Adesso nel prossimo periodo abbiamo vecchia signora, riunione e amante, dunque diciamo che comunque effettivamente evolverà nella tua direzione, perché stiamo guardando come sarà fra voi due e dunque ci saranno degli incontri, raggiungerete una certa intimità, però guarda che la carta leggerezza fa capire che un pochettino si manterrà su una relazione non proprio leggera, cioè non c'è la carta dell'Imeneo ancora qui. Un takeaway. Esatto. Allora, forse qualcosa potrebbe anche crescere nel tempo, però sempre dietro un calcolo.
perché pensiero e mercante, questo è un uomo che i conti se li fa, Cioè non è un di pancia. non è esatto, è uno che riflette molto sulle cose e va dove, scusami se te lo dico, ma va dove gli conviene. Dunque, vedremo. Quindi, se vuoi il nostro consiglio, Ditela senza romanzarla troppo, via. esatto, via. Ecco. Come viene? Bravo, in Sicilia si dice come viene si punta. Il mio siciliano è pessimo, però come viene si racconta. Allora, buonasera. Per mio figlio Andrea. Il figlio Andrea, 6 aprile 88, volevo sapere perché non trova una compagna. Perché col pendolino è un po' difficile. Col pendolino è un po' difficile, perché ci sono Scusami, intanto vediamo se la trova una compagna, poi con le sibille vedremo di capire il perché. Di che anno è? 88? Sì, vediamo. 6 aprile 88. Vediamo, perché magari la trova, Sì, ma dico anche solo 32 anni. Lo vuoi togliere a casa, Mary? Guarda che l'ho trovata 60. Mary vuole la stanza privata, il salotto per lo studio. Ha già messo gli occhi vuole far fuori il figlio. Scherziamo, Mary, ci mancherebbe. Cosa di lei? Ha già messo gli occhi la stanza degli hobby. Scherzo, ovviamente, Mary. Sì, però mi inquadri perché c'è Andrea. Hai ragione. Si troverà l'anima gemella. Cioè, vediamo se trova una compagna. Diciamo che fa una fatica all'inizio. Dai che la sala degli hobby arriva. Sta arrivando. Preparati per la sala degli hobby che non so. Arriverà. Se abiti qui il piano, metti il paracadute e via. Sì, fai anche un'assicurazione sulla vita. Perché arriva, ok. salta subito giù e via, ti prendi la camera e via. Sì. Però fai anche un'assicurazione sulla vita. Non si sa mai. Non spingerlo troppo forte. Però arriva tranquilla. Allora, noi ovviamente la mettiamo a ridere, sempre. Non sarà facile però. Ci vuole ancora un po' di tempo. Intanto vediamo perché. Vediamo cosa dicono le sibille. Andrea, 6 aprile 88. Vediamo perché fa fatica. Per fortuna. Perché è troppo buono. Troppo buono, sì. È troppo buono. Allora, intanto lui si porta dietro una ferita del passato, una vecchia relazione andata male, un qualcosa che lo ha proprio traumatizzato, ancora dietro si porta questi strascichi e dunque ora sì, sogna, desidera, non pensare che lui lo vuole, però in fondo una parte di sé ancora un po' soffre di un qualcosa del passato, dunque desidera, sogna, vuole, guarda che comunque al presente non ci sono carte negative, dunque una ragione per cui oggi lui non trovi non risiede in lui, probabilmente lui però ha un determinato ideale di persona da avere accanto, magari poi sbaglia, nel senso che è un po' esigente, via. Ma è esigente nel modo giusto, però poi vede le cose che lui desidera nelle persone che magari non ce l'hanno, cioè gliele proietta, capisci? Non è che necessariamente, cioè lui ha le idee chiare, però poi magari vede lucciole per lanterne, non so se mi sono spiegata, dunque magari spreca male le sue risorse. Ad ogni modo, forse uno dei motivi è che è troppo disponibile, vedi? Troppo disponibile. E dunque è un po' come se si approfittassero di lui. Deve essere più risoluto. Sì, più determinato, cioè un po' più chiuso, diciamo così, non che
probabilmente lui, non voglio dire chiuso perché magari poi lei mi dice ma mio figlio è comunque introverso, no, non intendo in quel senso, intendo con una barriera, ecco, deve essere un po' più schermato rispetto alle persone, tende forse ad avere eccessiva fiducia nelle persone sbagliate. Comunque l'esito, guarda che vedi il motivo è che ancora piange una persona del passato con cui è finita, questa è la verità. Forse tutte le persone che incontra finiscono con l'essere misurate con quella brutta esperienza. Però alla fine arriva. lo studio arriva. Arriva la stanza del lobby, arriva Mary, non ti preoccupare. Allora, vediamo un pochino. Che abbiamo? È andata tanto giù, possibile? Sì, è possibile, tutto qui. No, ok. Dobbiamo tornare indietro. No, più su, questi non avevo visti. È vero, deve partire per andare a trovare parenti lontani, visto? No, io sappiamo qui. Sì. Allora. Ecco questo pezzo. Michelle. Sì, perché abbiamo guardato Mary, giusto, scusate, ogni tanto facciamo il punto della situazione perché con questo mouse, hai visto i miei problemi a trovare basta un colpetto e va tutto al fondo. Allora, Michelle, sì. Per un mio amico, ok. Jessica, 13 gennaio 88, ritornerà da Maurizio 20 settembre 88? Cioè il suo amico Maurizio. Allora, il suo amico Maurizio chiede se Jessica torna da lui. Pronti? Vediamo se Jessica torna. Mi sa che è andato via chiudendo la porta. Vediamo un po'. Sarà difficile, vediamo un po'. Maurizio e Jessica. Un po' impegnativa. Mi dispiace sempre perché noi mettiamo a ridere e a scherzare, poi con le risposte un po' non ci vorrei dispiace. darne, ma purtroppo. Allora, vediamo un po'. Maurizio, Jessica. Il taglio qua. Pesante. Una battaglia persa sempre. Che dire? Non c'è la carta della riunione, non c'è la carta del viaggio, che sono carte dove si capisce che c'è un'intenzione di muoversi verso una direzione. C'è la carta del caffè? Quella... Devo farne uno? Se vuoi fare, perché no? Sì. Allora, Michelle, devi dire a Maurizio, non so se lui è lì con te o comunque se vedrà la risposta, che qui io di ritorno non ne vedo. È possibile che loro si sentano o che lui riceverà notizie che riguardano lei, però partendo già dal passato, vecchia signora, denaro, giovane fanciulla, ammalato bambino. Il loro era un rapporto che sicuramente è durato parecchio, perché c'è la vecchia signora, dunque è un qualcosa che non c'è durato, ha avuto una sua storia, una sua solidità, ma che lei non so se ha avuto una lieve depressione oppure un qualcosa, non la vedo che si è chiusa in se stessa e che si è presa una pausa di riflessione. In realtà vuole cominciare una nuova vita, detto sinceramente. Vedo comunque che lei pensa e forse si farà anche sentire, però non c'è un ritorno. No, vedi, amica leggerezza disgrazia, non credo proprio che possa
Non ci sono carte che mi fanno pensare si tornerà. Vedi anche Costanza Sospiri, continuerà a essere lontana, perché la Costanza è, cioè da sola, presa da sola, è una carta bellissima che invita a perseguire i propri scopi, a tenere duro, ad andare avanti, perché garantisce un risultato. Ma Costanza abbinata ad altro estende il significato, è come se parlasse di un qualcosa di duraturo, dunque sospiri è l'allontanamento, la lontananza dunque perdurerà ancora, vedi anche nemica. No, lei non ha intenzione di tornare, no, magari vuole mantenere un rapporto perché appunto un rapporto educato, amichevole, però non ha nessuna intenzione di tornare con lui. Anzi, secondo me, io non so se lei lavora, ma secondo me lei sul lavoro ha conosciuto qualcuno. Boh. Va bene. A questo punto del film sono da sola sul canale del Marietto. Scusate, vi rispondo io, poi vi risponde lui. Facciamo a parti invertite adesso, così vediamo cosa dice lui. Vediamo un pochettino. Loredana, riuscirò 15 luglio 55 ad avere vittoria sulla disputa con mio fratello. Ah, Loredana, finalmente ti rispondiamo che tu hai tanto, l'ho vista spesso la tua domanda, ma è sempre al fondo, quando io, periodo dopo che stacco, prima di andare a bere qualcosina, vado sempre a leggere anche gli altri commenti, perché comunque mi sfuggono, io fin dove arrivo, poi seguo magari la domanda, vedo le risposte, dunque non sempre... Eccoci qua, dunque non sempre riesco a rispondere a tutti, questo è evidente, però cerco sempre di leggervi tutti. Un maglietto inquadrato, oh grazie, un bel cafferozzolo così non dormiamo. Sì. Allora, abbiamo dunque, l'avevo già vista e so che è importante, vediamo un pochettino se dunque avrai... Ma Loredana, tuo fratello come ce l'avrà un nome, a parte essere tuo fratello, comunque va bene, proviamo a rispondere. Che cosa? A Loredana, Sì? 15 luglio 55, vuole sapere se riuscirà ad avere vittoria sulla disputa con suo fratello, non ha messo il nome del fratello, ma è il fratello di lei, dunque ci agganciamo a lei, 18 marzo 52. Il fratello? Sì. Aiuto. Avanti. Vediamo allora, se vince lei. Loredana E suo fratello, vediamo se vince Loredana la disputa. Cavoli, sono i ferri corti, eh? Loredana... No, Loredana è ferri corti con questo tizio. Però no. Però è difficile. È uno tosto, eh? C'è legato al dito. Vediamo un pochino. No. Vediamo, magari si conclude con un accordo più che una vittoria. Magari incaponirsi sulla vittoria, vediamo comunque. Loredana, 15 luglio 55. 18 marzo 52 il fratello. Ma forse un accordo di un qualche tipo potrebbe anche raccoglierlo. Bisogna però non inorgoglirsi. Allora, vediamo un po'. L'amante, allegrezza al cuore, ladro, dispiacere, allegria. Allora, ho la sensazione che tu ti sia sentita in qualche modo, metto tra virgolette, il virgolettato, perché non conosco niente della vostra situazione, forse derubata da tuo fratello, diciamo così,
perché abbiamo questa carta del ladro che ha portato un dispiacere. Dunque forse o hai saputo che lui ha preso delle cose e lo hai scoperto dopo, questa è una cosa che ti ha fatto dispiacere. Diciamo che è comunque un qualcosa che affonda le origini nel passato, va bene? Dunque, beh, è chiaro, oggi siete in disputa, dunque non è cominciata oggi, è cominciata ieri, però ecco, diciamo che la sensazione è che in un momento in cui tu stavi bene, lui magari si sia approfittato con qualche barbatrucco. Ecco. Allora, però devo dirti che artista, denaro, sacerdote, vecchia signora, fa capire che lui comunque è abile, è molto capace Artista è di creativo, sì, sì, è capace di trovare soluzioni, di portarsi in vantaggio, dunque la vedo dura. Tra l'altro, appunto, sacerdote, vecchia signora, c'è anche dietro le quinte qualcuno che lo appoggia, sì. Beh, allora, ammalato, nemica, mercante, dunque sono carte tutte pesanti. capisci che noi stiamo guardando se tu avrai vittoria, ma qua le carte positive sembrano girare intorno a lui e non a te. Dunque vedi che ammalato, nemica, secondo me lui tra l'altro, cioè ammalato, nemica, mercante, lui tirerà fuori qualche carta dalla manica, qualche asso. Non le nostre però, No, non queste, nel senso che tu nel prossimo periodo sarai un po' preoccupata su come muoverti, su come fare, perché effettivamente giocherà sporco. Ma diciamo che con la carta della nemica possiamo dire che farà qualcosa che non si vedrà subito, i cui effetti non si vedranno subito. Comunque, dottore disgrazia, vedi che non c'è neanche un facile modo di sanare e di appianare la faccenda. Probabilmente discuterete tantissimo per questioni legate all'assistenza di un qualcuno, oppure non troverete assolutamente un accordo, cioè un accordo o una soluzione sembra proprio impossibile da raggiungere. Secondo me ti arriverà una qualche lettera pesante, qualche notizia o forse le classiche lettere carte bollate, sai, probabilmente qualcosa di questa natura. Speranza, giovane fanciulla, vedovo amante. Vedi, non mi sento di dirti che vinci tu in modo pieno, cioè che vinci tu proprio, anche solo neanche in modo pieno, perché la speranza sicuramente ci sarà un momento in cui per te le cose si alleggeriranno un pochino, però poi vedi che giovane fanciulla, vedovo, dunque sarà un qualcosa che questo ottimismo durerà poco. Perché poi subentrerà di nuovo un senso di sconfitta, vedi poi lui, mi sembra che lui ne esca meglio fra i due. Sei molto furbo, poi magari ha anche trovato il modo in modo legale di attaccarsi a qualche cavillo. Poi sembra anche aiutato, no, ha un buon legale questo qua, c'ha un avvocato con penso, io non so se siete, vedi, a me viene da leggere che siete in causa addirittura, e se è così lui ha un avvocato molto in bravo. Covid-19, via. Allora, vediamo Stefania. Quando e come troverò la mia relazione premiante? Intanto vediamo se la trovi, poi vediamo se compare nelle CV. Prima di tutto vediamo se la trova, va. Forse l'avevamo già visto, se la trovava, io non mi ricordo che una espressione del genere l'ha usata. Anche un'altra persona. Però bisogna capire una cosa, premiante cosa vuol dire? Anima gemella? Appagante. Io non lo so, se io stessi cercando l'anima gemella chiederei, trovo la mia anima gemella. Lei secondo me cerca, magari non cerca la perfezione, ma una relazione che la faccia star bene, che la paghi secondo il suo
Suo standard. Sì, il suo modo di percepire. Vediamo. Vediamo. Prego, camera, a favore. Prego. Inquadra bene. Aspetta, Kubrick. aspetta, scusate. Di qua, di lì. Eccoci Li qua. ubriacati bene, secondo te? Sì, Basta? Sì. Mal di mare? Ti ho parlato di Sì. potere assicurare. Ah, grazie, sì, sì. Certo che mi sono accorta. Ok, vediamo se troverà una... Relazione premiante, fa anche pensare che abbia avuto un passato di relazioni, proprio che dici, finalmente uno Dio, mandami una vacanza premio. un usato Beh, a questa età mi sa che gli usati sicuri. Beh, diciamo una cosa. Diciamo una cosa, non sarà facile, non sarà lì dietro. E magari non sarà il primo, nel senso non il subito il prossimo, però sì. Alla fine sicuramente qualcosa che dirai finalmente il Signore ha guardato giù anche per me. Però troverai sicuramente prima. Magari trovi già qualcuno nel frattempo, non sarà ancora la tua vacanza premium, però poi dopo sì. Ah, perché mi calcola come una vacanza premium. Penso che sia più vero il contrario. Sciopero. È arrivato il premio. Come sciopero? No, non Aia. Ora fa la chiusa così. Sente caldo. Protetto, siamo in orario protetto. Allora, 16 agosto 68. Vediamo se... Ma siamo già in un orario protetto o una fascia protetta? Ancora fascia protetta qua. No, sì. No. Allora, intanto saluto Tonia, che la vedo là. È arrivata Tonia? Sì, sì. Intanto... Anzi, ecco, facciamo una carrellata, andiamo a vedere un po' cos'altro. Tonia, ciao Tonia. Tonia è stata l'unica che ha capito che ha cambiato la maschera. Grazie Tonia. Vabbè, è fluorescente quasi, dunque si vede. Qualcuno altro mi ha detto. Sì, poi Nicola, ciao. Ciao Nicola, ciao Perla. E il chiarimento casomai a fine serata proviamo a darglielo. No, vai, che qua ha scritto un papiro. Ciao Kiwi. Ciao Kiwi, ciao Tonino. Ciao. Ah, è succube della madre. Non mi ricordo più. Nemmeno io, non mi ricordo. Però un allontanamento c'era. Allora, Elena. Ciao Elena, poi andiamo giù. Questi soldi. Mannaggia. È fortunata lei che io sono sul soldi. Che dono. Grazie. Che pacco. Andiamo avanti. Andiamo. Emily. Ok, ciao Emily. Andiamo giù. Mau. Sono anche Michelle. Ecco, ok. Ermanno, buonasera Ermanno. Andiamo giù. Sara, buonasera. Nunzia. Cristina, ciao. Andiamo giù. Potrebbe essere breve, ormai abbiamo risposto, non avevo visto. Andiamo ancora, scendi. Ciao Cristina, ciao Anna, ciao Shanti. Ce n'è ancora, credo, Siete pazzeschi. Da chi associ stai dicendo? Allora, a chi dovevamo rispondere già? Che io me ne sono dimenticata. È caldo. No, la mascherina gialla l'abbiamo vista. No, devi andare giù. Un po' più giù. Ancora più giù perché abbiamo salutato Tony, abbiamo risposto ma allora c'è Perla, è lei? La prossima? No. Sì, perché il figlio di Mary l'abbiamo risposto, Michelle abbiamo risposto, Piano, Loredana l'abbiamo risposto, Stefania abbiamo risposto, bla 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 bla. La prossima Marina ha detto così e poi Perla, ok, allora facciamo un chiarimento e poi stacchiamo, che è un'ora. Sì, stacchiamo perché... Allora Perla,
Le sibille hanno un tempo massimo di 6 mesi. Io tendo a dire così. In realtà le sibille non rispondono per tempo, almeno rispondono per argomenti, per eventi. Può essere che per un mese non ti succede proprio nulla, 2 mesi non ti succede nulla. Cioè, se hai una vita piatta e il primo grande evento che avviene mi viene segnalato dalle sibille, io non riesco a dirti quando. Posso dire che generalmente per esperienza una stesa può verificarsi anche nell'arco di 6 mesi. In realtà ci sono persone a cui le cose che dico si verificano nel giro di pochissimi giorni, altre che dopo 7 mesi. Mi è successo una volta di leggere le carte ad un caro amico. Perché mi parlano di... Ah, ecco, ho avuto un momento di apprensione, pensavo che succedesse come l'altra volta. Allora, loro mi raccontano eventi e dunque se ci sono degli eventi Quello su importanti... Pendolino gli rispondo io. Esatto, per Pendolino ti risponde lui. Dunque, diciamo che in genere una vita normale, insomma, 6 mesetti potrebbe richiederlo, come per esempio a questo amico, come ho detto, sono capitate le cose nell'arco di una settimana, a un'altra signora che seguo da un po', le cose che le ho detto le si sono verificate a gennaio, glielo dette, a luglio le ha viste, ha ricordato chiaramente che erano le mie parole di gennaio che si stavano proprio prendendo forma. Dunque diciamo che non è sempre facile definire un tempo. Diciamo che il modo migliore per essere sicuri, diciamo così, delle tempistiche è mettere già un limite di tempo nella domanda, perché le carte rispondono alla domanda. Dunque, se quell'esito lì magari ci mette anni a prendere piede o a rispondere, allora magari, come pure può anche essere che quegli eventi che va a raccontare coprano un periodo di appunto 3-6 mesi. Dunque diciamo che o si mette un limite temporale nella domanda, allora così andiamo a vedere solo quello, oppure loro raccontano per eventi, non hanno la dimensione del tempo come la intendiamo noi, eppure non vanno tanto al di là, non sono poi più tanto attendibili. Dunque io metto sempre quello come limite, ma in realtà può verificarsi anche dopo un anno. Dunque, Invece il pendolino si aggancia all'onda di forma e praticamente sta nel dono che ha il radiestesista. Ci sono 3 tipologie di radiestesisti, i bravi e quelli che gli scarsi. scarsi, no? Quindi si aggancia all'onda di forma, che può essere un'onda di forma che era lì da 2000 anni, o che sarà nel futuro, cioè il pendolino può andare anche nella prossima reincarnazione, perché si aggancia appunto a queste onde che ci sono sempre state, ci saranno e c'erano, no? Quindi in teoria se uno trova un radiestesista bravo, io sono solo bravo, no? Praticamente può sapere praticamente tutto, a parte alcune cose tipo vincere il lotto, queste cose qua che non cioè danneggerebbero il karma delle persone, no? Perché non sarebbero soldi guadagnati con sudore esatto. Quindi se trovi un bravo radiestesista, allora ti può dire anche cosa ti può succedere fra 200 anni, cioè nella prossima reincarnazione, proprio perché va a prendere le onde di forma che esistono intorno a noi, no? Solo che in questo, come si suol dire, in questo contesto si naviga non a vista, diciamo, però insomma ci sono tante linee energetiche, tante onde di forma, quindi bisogna essere un po' bravini anche. Dunque, per rispondere alla sua seconda domanda, dice esempio, se uno chiede avrò un lavoro. Allora, provo a spiegare così a beneficio anche degli altri che interrogano le sibille o il pendolino. Dunque, il pendolino cosa fa praticamente? Siccome dà una risposta secca alla domanda che viene fatta, dunque se tu chiedi avrò un lavoro, il pendolino ti risponde anche se questo lavoro lo avrai fra 5 anni. Le sibille, esatto, le sibille
ti raccontano per eventi. Dunque, se io girando le carte nei prossimi eventi legati al lavoro, cioè vedo delle dinamiche ma non vedo per esempio il contratto, non significa che tu il lavoro non l'avrai mai, significa che i prossimi eventi, tra quelli interrogati, perché io giro 19 carte quando faccio la stesa, se in quelle 19 carte mi raccontano una storia che non prevede la firma di un contratto, non significa che non ci sarà il lavoro, significa solo che i prossimi eventi raccontati dalle sibille non prevedono ancora quella fase. Dunque, in questo sono molto diversi. Le interrogazioni cioè sono diverse le sibille rispetto al pendolino, perché il pendolino ti può rispondere sì, come ha detto lui, anche a una domanda che riguarda la prossima incarnazione, sì, perché si aggancia appunto a una energia, a una esatto, frequenza che ma c'è sempre neanche stata. esatto, come dire, tutti gli eventi che noi viviamo come una progressione temporale sono frutto di un'illusione dello spazio-tempo nel quale noi viviamo. Il pendolino riesce ad attingere a un bacino dove lo spazio e il tempo non esistono e dunque è già tutto compiuto e riesce a vedere esattamente quello che è già tutto compiuto. Mentre invece le sibille raccontano agganciandosi agli eventi che noi andiamo a vivere, ma anche alla nostra emotività, cioè sotto un profilo, diciamo così, di metodo di divinazione, loro sono molto più femminili come approccio, dunque parlano di emozioni, parlano anche di un vissuto, di un sentire. Il pendolino è maschile, pam, ti dice quello che ti deve dire. Ok, faccio un racconto. 10 anni è venuto dalla diocesi di Milano un pretino, no? Che voleva indagare in una colonia vari personaggi. E ci ha portato, quindi sto parlando di 46 anni fa. Ed era la prima volta che in vita mia vedevo un pendolino e i quadranti radiostesici, no? In quei 46 anni fa erano robe per tenuti segreti nei gruppi misterici. E mi ha fatto delle domande sui giorni della settimana e li ho sbagliati tutti. Lui era lì con me e quando li sbagliavo lui era felicissimo. C'erano due persone, c'era il direttore della colonia che era sempre un prete che mi guardava come il pirla del villaggio e invece questo pretino che aveva portato questi circuiti, questo pendolino, era contento che li sbagliavo. Perché? Perché il mio subconscio andava a dire i giorni lunari, quelli reali, quelli concreti che Dio ha fatto. Invece il prete, che era il direttore dell'istituto, viveva quei giorni gregoriani dal 1500 in avanti. No? E quindi io senza saperlo, se vedete in vite precedenti, gli rispondevo come sarebbe dovuto essere giusto, però chiaramente rapportato in questa società è sbagliato. Al calendario che abbiamo sposato attualmente. Che è sbagliato totalmente. Quindi molte volte, perché racconto questo? Perché molte volte può capitare che il pendolino dà delle risposte che noi non siamo in grado di capire e pensiamo che siano sbagliate, come quel direttore e anche io che vedevo il pendolino che andava sul giorno sbagliato, però il mio subconscio sapeva che invece la cosa era giusta. Poi l'hanno calcolato e io avevo ragione. Quindi molte volte può succedere che un pendolino ci dà delle risposte che noi non ci aspettiamo e che in realtà lui, se siete chiaramente bravi, no? Certo che se siete, capite, radiestesisti che per la prima volta a 50 anni vedono un pendolino, fanno 3 pendolate, cioè la radiestesia o ce l'hai o nessuno te la può dare, come dona un buon decoraggio, no? Cioè non è che uno fa un corsetto online magari impara i rudimenti, però scusate, la radiestesia, la radionica è un'altra cosa. sì. Quindi sì, si possono imparare alcuni rudimenti, però la radiestesia... Ma è come dire, possiamo fare tutti un corso di disegno, impariamo le tecniche per disegnare, però il talento del disegno non è di tutti, nel senso che poi dallo stesso corso esce uno che disegna che sembra Giotto e dall'altro uno che... Purtroppo con la radiestesia alcune volte il pendolino dà delle risposte che le persone comuni non hanno la capacità di riuscire a interpretare, capire. E dicono che è sbagliato, no?
E nella realtà, ma io stesso mi dà delle risposte alcune volte che sembrano campate in aria, e invece, ad esempio, quando chi segue i miei racconti che faccio nelle mie pillole, nel 2012 avevo chiesto quando sarebbe stata chiusa la Casa dei Sogni e il pendolino mi aveva detto più o meno nel 2018. Io volevo che fosse chiusa nel 2012 e dicevo no, è impossibile, sbaglio. E in realtà nel 2018 è venuto, cioè eravamo avanti 6 anni per le cose, però io non ci volevo credere, no? Per il mio egoismo. Questo è un esempio, ecco, era solo per dire. Bene, penso che abbiamo risposto, io direi sì, abbiamo fatto con un'ora e 20. Un'ora e 10, direi che li abbiamo storditi, cucinati, già se non fosse bastato il caldo ci siamo messi anche noi. Certo, va bene, allora noi vi ringraziamo per la compagnia, speriamo di aver fatto anche noi compagnia a voi. Grazie Perla. Sì, nelle domande è sempre meglio specificare il tempo. Sì, così entro quando, chissà. Esatto, soprattutto con la radiestesia, perché comunque non è tanto corretto pensare alla prossima vita, proprio perché cioè, noi dobbiamo proprio pensare a oggi, perché, cari, io ho visto gente che andava in giro col Porsche, col Rolex da 50.000 euro, no? Che io da piccolino gli ho detto guarda che ma lei ha proprio detto così, è che alla prossima vita ci penserà quando si rincarna. Appunto, va bene, oggi dobbiamo fare oggi. Questo è l'errore, perché vi sto parlando di un caso che io ho visto e mio padre mi aveva portato a vedere come si sarebbe rincarnato e che io l'avrei incontrato quando avrei avuto 50 anni, no? E io ero piccolino, ero andato quel tipo lì, con Rolex, massone 33esimo gradino e tutte le balle che potevo immaginare. A spiegarlo, ma ero piccolino e lui non ci credeva. Beh, dopo 44 anni io l'ho rincontrato, pesavo un po' di più, perché mi rompeva sul cranio, ma era piccolino, e lui era in una condizione veramente disagiata, ma in modo pesante, no? Con la testa il doppio di un altro bambino, aveva 3 anni, gli avevano dovuto tagliare tutte le dita perché era nato con le dita. Insomma, una situazione catastrofica, no? Allora, finché adesso noi siamo in tempo, e riuscite a seguire Marietto, la Hildegard, dovete fare degli investimenti su voi stessi, perché sennò, per qualche anno, noi ci saremo ancora, ma molti di quelli che vanno in giro col Porsche, il Rolex d'oro, massonerie, balle di questa cosa qui, rinasceranno consci come quel tipo lì. Cioè, non è bene, siccome sta ballando un po', conviene dare la buonanotte così ci assicuriamo di non lasciare sospeso. No, perché ci tengo di queste cose qui, perché la gente pensa sempre, domani ci penserò per quel tipo lì, adesso è un carrozzino in istituto di cura che non sanno più dove mettere. Eppure chi conosce chi era nella vita prima, in teoria è pieno di palazzi, in realtà è nata una famiglia non benestante e fanno fatica a tirare su. Cioè, ha i palazzi suoi, lì, fermi, che chissà chi se li presi, e lui è rinato in un corpo veramente reso. Quindi chi può permetterselo è meglio che incominci a pedalare adesso che è sano. Sì. Va bene. Auguriamo dunque la buonanotte a tutti, grazie appunto per la serata che abbiamo passato assieme, vi ricordo l'appuntamento di venerdì sera alle 21:30 sul mio canale YouTube, se non sapete qual è il canale cercate Hildegard e troverete appunto il mio canale dove sono presenti oltre 400 video di spiegazioni su esoterismo, radiestesia, radionica eccetera, ovviamente anche il canale di Marietto ne ha molti di più video, dunque scialatevi a guardarli come si suol dire. Bene, ci vediamo dunque venerdì sera 21:30 da me. Arrivederci, buonanotte. Arrivederci, buonanotte a tutti, grazie di essere.